Continuano incessantemente le ricerche della 38enne Marianna Bello, inghiottita ieri a Favara dal fiume d'acqua trascinata in un canalone. In arrivo dal Ministero dell'Ambiente 53 milioni di euro per la sicurezza del territorio siciliano. Ad Agrigento andranno 5 milioni di euro per la costa di San Leone e 1,5 milioni di euro per il viale delle dune. Forte presa di posizione al Comitato di Quartiere Cannatello-San Leone, si chiedono interventi urgenti per la viabilità. Presentata oggi la campagna di prevenzione cardiovascolare Abbia a cuore il tuo cuore, da domani in piazza Cavour fino al prossimo 5 ottobre. Approvati in Commissione Bilancio emendamenti presentati dal PD e da 5 Stelle in sostegno di varie categorie che al momento sono in difficoltà. Manifestazione domani indetta dalla CGIL di Agrigento davanti alla Prefettura a sostegno della flottiglia umanitaria bloccata in acque internazionali mentre stava trasportando beni di necessità alla popolazione palestinese. Operazione dei Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro. L'Agragas passa il turno in Coppa Italia. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi giovedì 2 ottobre. Vanno avanti e non si sono fermate nemmeno durante la notte le ricerche della 38enne Marianna Bello, mamma di 3 figli, inghiottita dal fiume d'acqua e trascinata in un canalone. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento, così come quella dei distaccamenti di Licata e Canicattì, questa mattina presto hanno ripreso le perlustrazioni via terra e le ispezioni lungo il tratto del sistema di convogliamento delle acque piovane. Ce ne parla meglio il collega di Favara, Giuseppe Moscato. Continuano su più fronti le ricerche di Marianna Bello ad oltre 24 ore dalla sua scomparsa. Vigili del fuoco, protezione civile, volontari sono impegnati in più direzioni, mentre l'intera comunità è in apprensione e prega per la giovane mamma, i suoi 3 figli e la sua famiglia. Questa mattina sul luogo è arrivato anche il procuratore della Repubblica di Agrigento, De Leo, mentre il sindaco Antonio Palumbo ha disposto la sospensione dei turni idrici per la giornata di oggi per ridurre il livello di acqua presente nelle condotte. Le ricerche, come dicevamo, proseguono su più fronti. 2 scavatori sono in azione nel vallone, nei pressi del depuratore di Contrada e Esachimento, per scavare e rimuovere i detriti che vengono lì trascinati dalla furia delle acque. Un elicottero dei Vigili del Fuoco sorvola a bassissima quota tutta la zona, dall'inizio del collettore fino ad arrivare alla confluenza con il fiume Naro. Vigili del Fuoco con i reparti speciali stanno setacciando nuovamente il collettore delle acque piovane che da Piazza della Libertà, dove è iniziata la tragedia, convoglia le acque fino ad arrivare al vallone. Arrivano 53 milioni di euro in Sicilia per mettere in sicurezza il territorio e impedire il dissesto idrogeologico. Con un provvedimento il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica destina risorse alla nostra isola per interventi che abbracciano le diverse province siciliane. Ad Agrigento arriveranno oltre 5 milioni di euro per la mitigazione del rischio erosione sul tratto della costa di San Leone e 1.400.000 euro per il viale delle dune e il servizio. In arrivo 53 milioni di euro in Sicilia per mettere in sicurezza il territorio e impedire il dissesto idrogeologico. Con un provvedimento il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha destinato risorse alla nostra isola per interventi che abbracciano le diverse province siciliane. La difesa del suolo, così come la mitigazione del dissesto idrogeologico e il consolidamento dei versanti, sono essenziali per l'incolumità delle persone e la sicurezza della comunità. Ci sono ben 21 interventi prioritari previsti in Sicilia, si fa da Agrigento, Licata, Messina, Literme, Randazzo, Montagna Reale, Saponara, Capodorlando. Sono previsti anche interventi per la sistemazione idraulica di valloni e torrenti a Noto, Balestrate, Castrofilippo e a Cirreale. Tutte le opere potranno essere realizzate in tempi celeri grazie al decreto legge ambiente che ha potenziato il ruolo dei commissari di governo,
Lo stanziamento odierno è una notizia davvero positiva per la Sicilia e contribuisce alla prevenzione dei rischi dovuti al dissesto idrogeologico con misure tempestive e allo stesso tempo efficaci. Ancora una volta, comunica il senatore Nino Germalà, segretario regionale della Lega in Sicilia, si pone al governo l'attenzione ai territori con finanziamenti che in questo caso difendono l'ambiente e preservano il territorio. E sull'emergenza del clima interviene oggi il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, affermando che le condizioni climatiche stanno cambiando in maniera evidente. I nostri territori, in particolare la Sicilia, non sono pronti ad affrontare fenomeni meteorologici sempre più estremi. Le infrastrutture, continua il primo cittadino di Raffadali, che dovrebbero proteggerci dalle cosiddette bombe d'acqua, ormai sempre più frequenti, si dimostrano insufficienti. Il territorio non è preparato a difendersi da precipitazioni violente, simili a veri e propri monsoni che mettono a rischio vite umane e causano gravi danni economici e sociali. I tragici eventi accaduti ieri in provincia di Agrigento e nello specifico a Favara ne sono una dolorosa conferma. In queste ore, conclude il sindaco, la nostra speranza va alla persona dispersa, che possa essere ritrovata viva e incolume. Sul violento nubifragio che si è battuto ieri ad Agrigento interviene oggi il consigliere comunale di Agrigento Fratelli d'Italia, Sergio Brugio, affermando come ciò ha messo in evidenza ancora una volta quanto la prevenzione sia decisiva per la sicurezza dei cittadini. Alcune settimane fa, raccogliendo le segnalazioni dei residenti, ho ritenuto opportuno allertare la protezione civile a riguardo un fabbricato pericolante in via Gioieni. Grazie a quell'intervento l'area adiacente all'edificio, a parte della carreggiata, furono subito transennate e stamattina, proprio a causa delle forti piogge, grosse parti del fabbricato sono crollate rovinosamente sul marciapiede e sulla strada. Se non ci fosse stata quella mia segnalazione e il conseguente intervento, oggi probabilmente saremmo qui a raccontare un'ulteriore tragedia. È un episodio che conferma l'importanza dell'ascolto del territorio e della collaborazione tra cittadini e istituzioni. La politica, conclude Burgio, deve farsi carico delle preoccupazioni della comunità, agire con prontezza e senso di responsabilità. Solo così si possono prevenire i rischi e tutelare davvero la sicurezza delle persone. Grave pericolo per la pubblica incolumità. Il comitato di quartiere Cannatello San Leone chiede interventi urgenti sulla viabilità agrigentina. Il servizio. Il comitato di quartiere Cannatello, attraverso il suo coordinatore Giovanni Alba, segnala una situazione di estrema criticità e pericolo per la pubblica incolumità in numerose strade urbane del territorio, tra cui il lungomare di Fiumenaro, via dei Fiumi, viale Cannatello, via degli Imperatori, viale dei Giardini, via Farag, via Rita Gibilaro e via Teatro Tenda. In queste strade densamente popolate e trafficate si registrano quotidianamente profondi cedimenti del manto stradale, buche, avvallamenti e dissesti che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. In via dei Fiumi, quasi all'incrocio con via Cavaleri Magazzeni, si segnala una buca mai riparata, di cui è cresciuta perfino una pianta oltre alta 1 metro, emblema di totale abbandono. In via Teatro Tenda e sul lungomare di Fiumenaro si sono aperte voragini che compromettono gravemente la viabilità. Anche in via Farag, in via Rita Gibilaro, in via Cavaleri Magazzeni e via Gli Imperatori mostrano segni evidenti di dissesto con tratti stradali deformati o pericolosamente ceduti. Particolare preoccupazione, afferma il comitato di quartiere di Cannatello, suscita il comportamento scorretto di molti automobilisti presso la rotonda Maestri del Lavoro in via Magellano, dove manovre pericolose e la scarsa visibilità dovuta alla vegetazione incolta creano una situazione di altissimo rischio incidenti. Il comitato di quartiere Cannatello, pertanto, ha richiesto
un sopralluogo tecnico urgente da parte degli uffici comunali, se necessario anche dell'AICA, la messa in sicurezza temporanea dei punti più pericolosi, lavori strutturali di ripristino delle strade, incluse le sottostrutture, una migliore segnaletica stradale nei tratti critici. La presente segnalazione, conclude il Comitato di Quartiere Cannatello, è stata inviata anche alla Prefettura di Agrigento per sua conoscenza. Si auspica pertanto un intervento immediato da parte delle autorità competenti per evitare il ripetersi di incidenti come purtroppo già accaduto in passato. Presentata stamani la campagna di prevenzione cardiovascolare Abbi a cuore il tuo cuore, che inizierà domani fino al prossimo 5 ottobre in piazza Cavour, promossa dall'unità operativa di cardiologia dell'ospedale di Agrigento. Noi abbiamo seguito la conferenza stampa. Dottore Caramano, una 3 giorni in piazza Cavour dedicata alla prevenzione cardiovascolare con delle iniziative a disposizione della gente. Ecco, quale sarà effettivamente quello che farete in piazza Cavour? Ma praticamente questi 3 giorni rappresentano un momento di riflessione per tutti, per constatare il proprio stato di salute e praticamente fare in modo di stilare una carta del rischio e quindi fare cambiare abitudini di vita, stile di vita quando queste sono scorrette. Qual è, diciamo, uno degli obiettivi dell'iniziativa? L'obiettivo è far sì che si identificano più gente possibile a rischio ad esempio di infarto e di ictus e adottare delle misure tali che queste due condizioni gravi, potenzialmente mortali, che rappresentano la prima causa di morte nel mondo industrializzato, non si verificano. Ecco, da Agrigento qual è la situazione? Ma in questi ultimi anni abbiamo fatto grandi progressi per quanto riguarda il trattamento delle malattie cardiovascolari, però il pilastro da questo punto di vista è la prevenzione, in modo tale che noi ci possiamo ritrovare tra 10 anni e 15 anni con meno infarti e meno incidenti. Avete scelto Gazzi come testimone, come mai? Sicuramente è la persona più popolare da Agrigento e poi lui è una persona talentuosa e porta un po' di brio a questa iniziativa. Riccardo Gazzi farà il testimone da questi 3 giorni dedicati alla prevenzione cardiovascolare. Ecco, cosa ci metterai da qui? In realtà io sono stato contattato, chiamato dal dottore Caramanno, da Omnia Congress, che mi hanno voluto coinvolgere proprio per essere testimonial di questa campagna di prevenzione che abbiamo promosso nei social attraverso alcuni video in cui abbiamo anche coinvolto diversi medici di cardiologia. Credo che sia un'iniziativa importantissima e lodevole, credo che tutti abbiamo il dovere, se ci vogliamo bene, a fare quel pizzico di prevenzione che ci consente di stare meglio. Tra l'altro in questi ultimi anni si è sentito spessissimo parlare di malori improvvisi, di gente che si accascia. Credo che sia importante la prevenzione proprio per evitare poi di vivere situazioni complicate e difficili. Un pizzico di attenzione e volersi un po' più bene. Quale sarà il vostro supporto a questi 3 giorni dedicati alla prevenzione delle malattie cardiovascolari? Anche Fondazione Onda sarà presente in questa importante campagna di sensibilizzazione e prevenzione cardiovascolare, poiché si occupa in prima persona della difesa, della tutela e della protezione della salute del genere femminile. Infatti la donna, la medicina di genere, sta evidenziando sempre più come sia necessario un approccio differenziato alla tutela del cuore delle donne, della salute al femminile. Infatti la donna è maggiormente esposta a causa di gravidanze complesse, menopause precoci o anche endometriosi o tante altre problematiche o patologie che appunto le espongono maggiormente a rischio. Per cui in questa campagna di sensibilizzazione ci siamo impegnati a creare del materiale di divulgazione che possa parlare chiaramente alle donne per la loro difesa e per la tutela appunto della salute del loro cuore. È importantissimo perché con la prevenzione si possono ridurre dell'80% le malattie cardiovascolari, che sono la prima causa di morte in Italia. Quindi bisogna evangelizzare questo concetto
della prevenzione. Prevenzione invitando a un'aderenza in cittadino, un'aderenza alla terapia, aderenza che non significa soltanto seguire la posologia e i giorni di terapia suggeriti dal medico curante o dal cardiologo, significa anche lo stile di vita. Ecco perché la mancata aderenza aderenza terapeutica e la mancata osservazione di determinati stili di vita porta poi a queste patologie. E lo stile di vita significa attività fisica fatta bene, con uno sforzo medio moderato, con almeno 150 minuti di camminata la settimana, con intervalli massimo di 2 giorni e seguendo poi i parametri della ipertensione, guardando con occhio particolare il colesterolo, guardando l'obesità, evitando il fumo, l'alcol, le droghe. Ecco, con questa prevenzione e stressare quindi questo concetto, evangelizzare questo concetto, sicuramente porta a risultati eccellenti. Sulla manovra Cater in corso attualmente in discussione alla Commissione Bilancio dell'Ars, l'onorevole Catanzaro, capogruppo del PD, e l'onorevole De Luca del Movimento 5 Stelle hanno presentato misure concrete per sostenere chi è in difficoltà il servizio. Dai banchi dell'opposizione nel corso dell'esame della manovra Quater in Commissione Bilancio, gli onorevoli Catanzaro del PD e De Luca di 5 Stelle hanno presentato misure concrete e di vero sostegno per alcune categorie che in questo momento hanno maggiori difficoltà. Gli emendamenti dei gruppi PD e 5 Stelle, approvati nel corso della seduta di ieri pomeriggio, prevedono 4 milioni di euro per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado, 3 milioni per le aziende del settore zootecnico che hanno subito danni dalla siccità, 1,5 milioni per le misure di sostegno ai disabili psichici, 1 milione per le marinerie siciliane per contrastare gli effetti del caro carburante e 1 milione per sostenere i centri antiviolenza e le case di accoglienza. Sappiamo che la Sicilia ha bisogno ancora di molto altro, aggiungono Catanzaro e De Luca, per sopperire alla incapacità di programmazione di un governo che continua a muoversi in una logica di improvvisazione inseguendo le emergenze. E nel corso dell'esame della manovra Cater in Commissione Bilancio un ulteriore emendamento è stato presentato dal PD e 5 Stelle che istituirà un fondo di 35 milioni di euro per i 391 comuni siciliani per realizzare piccole opere infrastrutturali. Con questa proposta ogni comune, in base alla fascia di popolazione, andrebbe un contributo per gli investimenti che oscillerebbe tra i 50 e i 200 mila euro. E sull'ospedale di Sciacca interviene oggi l'onorevole di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo. La mia presa di posizione sul reparto di chirurgia generale dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca sta nel mettere in evidenza le criticità ed evitare nel contempo che non si creano i presupposti per un dimensionamento. Per la chirurgia di Sciacca e di Ribera, ha aggiunto Margherita La Rocca Ruvolo, ho già fatto l'accesso agli atti per conoscere il numero di interventi chirurgici, occupazione posto letto e peso medio del dirigente chirurgico, grande rispetto per i lavoratori, per i chirurghi, per gli infermieri, per gli operatori sanitari che si spendono quotidianamente per far funzionare con grandi sacrifici questo reparto facendo del loro meglio. Ho visto 2 liste operatorie e c'erano per quelle giornate 3 colegistomie e un'unghia incarnita. Ho solo riferito ciò che era nella lista operatoria da me visionata senza minimamente commentare il tipo di intervento né sminuire la professionalità di chiunque. Il segretario generale della CGIL di Agrigento annuncia che il 3 ottobre si terrà lo sciopero generale con una manifestazione davanti alla prefettura. La mobilitazione indetta a sostegno della flottiglia umanitaria
bloccate in acque internazionali nonostante trasporti beni di prima necessità come cibo e medicinali, per denunciare i crimini e il genocidio perpetrato dal governo israeliano nei confronti del popolo palestinese, contro l'appiattimento del governo Meloni sulle posizioni del governo israeliano, che rappresenta un grave tradimento dei principi del diritto internazionale. Pertanto l'invito alla cittadinanza a partecipare alla manifestazione del 3 ottobre alle ore 9:30 sotto la prefettura di Agrigento per dare un segnale forte di solidarietà, difendere la pace, la giustizia e la dignità dei popoli, quanto afferma il segretario generale Buscemi. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un'attività orientata al contrasto e alla commercializzazione di capi di abbigliamento di noti brand contraffatti e pericolosi per la salute. Tutto questo è avvenuto con il sequestro di centinaia di articoli non conformi ai requisiti prescritti dalle normative vigenti durante il mercato che si teneva a Gela, il nostro servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un'attività orientata al contrasto della commercializzazione dei capi di abbigliamento di molti brand contraffatti e pericolosi per la salute, sequestrando centinaia di articoli non conformi ai requisiti prescritti dalle normative vigenti. Le operazioni di servizio sono state eseguite dai finanzieri del gruppo di Gela e rientrano nel più ampio dispositivo operativo predisposto dal Comando Provinciale di Caltanissetta, orientato alla tutela del mercato dei beni e dei servizi. In occasione del mercato settimanale di Gela, le Fiamme Gialle hanno controllato diversi venditori ambulanti presenti nelle strade cittadine. Nel corso delle ispezioni sono stati sequestrati 400 capi di abbigliamento e forse più, portanti marchi industriali contraffatti di noti brand come Adidas, Trapstar, Calvin Klein, Emporio Armani, Blauer, Lacoste, Gucci, Ralph Lauren, Moschino, Prada, Versace. Il responsabile è stato deferito all'autorità giudiziaria per i reati di detenzione per la vendita di merce con marchio contraffatto e ricettazione. Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso utile a ricostruire la catena commerciale degli approvvigionamenti delle materie prime in elusione delle norme poste a tutela della salute della collettività. Trovato un lavoratore in nero su 2 presenti e riscontrate violazioni alle norme sanitarie. In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il controllo avvenuto dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro del Comando Provinciale di Agrigento, in collaborazione con militari della compagnia di Canechetti, ha portato alla sospensione dell'attività imprenditoriale e quindi all'immediata chiusura di un panificio in un piccolo comune del comprensorio canicattinese. I militari dell'Arma appena giunti hanno sorpreso un lavoratore completamente in nero. Il proprietario del forno, un 50enne nato a Canicattì, è finito nei guai, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento perché è ritenuto responsabile di omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione e informazione, non avere consegnato i dispositivi di protezione individuale ai dipendenti. La licenza è stata temporaneamente sospesa. Oltre alla chiusura al commerciante è stata comminata una maximulta di oltre 5.000 euro. Coppa Italia Promozione, ritorno Akragas Aragona 4-0, questo è il risultato della partita di Coppa Italia che si è svolta ieri allo Stadio Seneto di Agrigento, che vede la squadra dei Templi passare il turno successivo. Il servizio di Carmelo Lentini che ci parla anche degli altri risultati del girone A. L'Agragas di Sebi Catania si aggiudica la gara di ritorno di Coppa Italia e supera il turno con l'Aragona. Una sfida combattuta che ha evidenziato un certo equilibrio, specie nel corso del primo tempo, quando entrambe le contendenti non ne disdegnavano di punzecchiarsi a vicenda per ottenere il vantaggio. Ci riusciva invece per primo l'Agragas a conclusione di uno svarione difensivo di Sane, che lasciava libera la platea
batteria per il veloce Tripoli, il quale superava il portiere Priolo con un tiro radente. Correva il 27esimo, le cose si mettevano bene per la compagine dei tempi, tra l'altro forte dell'1:05 dell'andata. Senza sussulti si arriva alla fine del tempo e al ritorno in campo si sussegue una girandola di sostituzione. Dopo la buona prova di chi aveva giocato poco, il tecnico Catania manda in campo erano tenuti in panchina prudenzialmente anche in previsione della trasferta di domenica prossima a Canicattini Bagni, i vari Jama, Ten Lopez e qualche altro giovane. Il raddoppio biancazzurro arriva al 62esimo. Tripoli parte veloce dalla propria centrocampo, seguito da King. Entra in area, serve lateralmente il compagno che gonfia la porta avversaria. Anche l'Aragona gioca le ultime carte inserendo giocatori più freschi, ma la musica cambia poco e così sugli sviluppi di una pennellata della bandierina di Jama, Cipolla di testa segna il tris. Oramai si è arrivati agli sgoccioli, ma in pieno recupero, vale a dire al 93esimo, Rizzo in piena aria fa poker con un angolatissimo tiro. Anche nel girone A di promozione si sono giocate le gare di ritorno di Coppa Italia che hanno registrato il passaggio al turno successivo delle Agrigentine, Gemini e Margheritese. Alla compagine della montagna, forte dell'1-3 dell'andata, è bastato pareggiare per 2-2 con il tonico Casteltermini di Renato Maggio. In netta ripresa, un pari equo e ben accetto da entrambe che mirano ad un campionato ricco di soddisfazione. Bel successo anche per la Margheritese di Giuseppe Geraldi che infligge un 3-0, andata 1-0 per la compagine pellicina, al quotato Mazzara. Mister, centrato l'obiettivo del passaggio del turno, che indicazione ha avuto da questa doppia sfida di Coppa Italia? Ho avuto delle buone indicazioni, i ragazzi che hanno giocato oggi, anche se avevano fatto pochi minuti fino ad ora, hanno fatto quello che mi aspettavo. È un processo di crescita che dobbiamo continuare a fare. L'unica cosa più importante è dimenticare subito questa partita e chiuderla, perché domenica abbiamo una trasferta insidiosa e difficile e ci dobbiamo andare con la convinzione giusta per ottenere risultati importanti. Ecco, proiettiamoci sulla prossima sfida, quindi sarà la prima trasferta di questo campionato. La Caracas arriva con 3 risultati su 3, compresa la Coppa Italia, e si va a Canicattini per questa sfida. La Caracas ogni partita la deve dimenticare in fretta, perché ogni partita nuova è un obiettivo da centrare. Non possiamo mai abbassare la guardia perché non ce lo possiamo permettere e non ce lo permetteranno, per cui ci dobbiamo fare trovare pronti. L'ho sempre detto dal primo momento, giocare qui è un grande onore, un grande piacere, però ci sono grandissime responsabilità e le responsabilità sono quelle che una squadra come noi non può mai pensare a quello che è stato, ma deve sempre pensare a quello che deve venire. Avvocato Omar, c'è da fare complimenti a questa squadra, 3 partite, 3 vittorie, l'inizio che si sperava. Sì, nonostante le condizioni meteorologiche, oggi la squadra ha dato piena prova della forza che ha in campo. Ha manifestato coesione e siamo tutti, diciamo, soddisfatti della vittoria odierna. Per cui ora attenderemo domenica per la partita fuori casa. Per quanto riguarda i lavori dello stadio, si aspettavano per fine settembre, è ovvio che ci saranno dei tempi tecnici da rispettare, i lavori non inizieranno forse subito come si sperava. Attendiamo anche noi di sapere a breve l'inizio dei lavori che saranno utili e funzionali a migliorare l'efficientamento dello stadio, però al momento non abbiamo nessuna data. Allora, mister, il campo dice un divario netto. Si aspettava questo gap tra la sua squadra e l'Acaracas? Onestamente sì, perché è chiaro, è un dato oggettivo che l'Acaracas ha il triplo del nostro budget, quindi è normale. Però la voglia, la determinazione, l'applicazione nelle mie squadre non devono assolutamente mai mancare. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo rispetto alla partita dell'andata, su un campo su cui è difficile palleggiare. Noi abbiamo palleggiato
lasciatemi dire che nelle 2 partite abbiamo palleggiato più dell'Agragas. Forse siamo stati negli ultimi 20 metri poco incisivi, anche perché paghiamo lo scotto di non avere una prima punta a disposizione, perché Genova è un giocatore che va gestito, però poi il secondo tempo la squadra non mi è piaciuta. È chiaro che l'Agragas è una squadra esperta, ha giocato molto sui nostri errori sia all'andata che al ritorno, però è chiaro che già nella partita andata il passaggio al turno era alquanto complicato. Ho visto delle buone cose nella doppia sfida, ne ho viste tante negative che vanno migliorate, però l'Agragas forse ci ha svegliato, perché qualcuno era convinto che questa squadra potesse ambire a qualcosa di importante. Lo si può fare se si lavora in una determinata maniera, se si lavora con applicazione, con senso di appartenenza, con approcci diversi in quelle che sono partite come quelle dell'Agragas. Linea alla regia per la pubblicità. E vi proponiamo adesso una sintesi della partita Agragas-Aragona. Dopo il primo successo in campionato che ha regalato l'entusiasmo e la consapevolezza alla nuova Agragas, i biancazzurri tornano in campo per il ritorno di Coppa contro l'Aragona. Forte del 5-1 dell'andata, la squadra di mister Catania parte da una posizione di netto vantaggio, ma non intende abbassare la guardia. Allo stadio Esseneto, piegato dal maltempo che ha colpito l'Agrigentino, serviranno concentrazione, carattere e una prestazione convincente per proseguire al meglio il percorso stagionale. Dirige l'incontro la signora Flaminia Di Gregorio e la sezione di Agrigento, coadiuvata da Fabrizio Narcisi di Agrigento e Antonio Lalomia di Enna. Grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Giuseppe Capraro passiamo a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre dopo 19 giri di orologio con la spazzata di Rizzo che si trasforma in un lancio per Gambino, che mette dentro la sfera per Tripoli, che deve solo spingere in rete, bissando di fatto la rete che ha regalato i 3 punti in campionato all'Agragas. In discesa la partita, ma l'Aragona prova a reagire al 25esimo, sfera per Piraneo che calcia dalla distanza senza inquadrare però il bersaglio grosso. Ospiti ancora pericolosi 2 minuti dopo la mezz'ora. È Yatta a innescare il compagno di squadra Rinaldo, ancora lui che ci prova dalla distanza senza impensierire Sansone. Agragas che allora torna a pigiare sull'acceleratore, Gambino in profondità per King che viene steso da Sané, l'arbitro lascia proseguire in questa occasione tra le proteste dei locali. Termina così la prima frazione di gioco sul parziale di 1-0 in favore degli uomini di mister Catania. Dopo 7 minuti al rientro in campo le 2 formazioni, la punizione di Cipolla messa dentro per Gambino, l'incornata centra il legno dopo la deviazione dell'estremo difensore ospite. Inizia allora la girandola di cambi per i locali, dentro anche Ten Lopez al minuto 57, 4 minuti dopo matura il raddoppio. Contropiede mortifero dell'Agragas con Tripoli che si fa 60 metri, palla al piede e un 2 contro 2 allo sguardo al compagno di squadra King, lo serve al momento giusto, il numero 4 deve solo gonfiare la rete. 3 minuti dopo l'ora di gioco tocca a Nobile far rifiatare il compagno di squadra Tripoli, poi l'ingresso in campo di Erbini per Indelicanto, prosegue la girandola di campi con l'ingresso in campo di Yama per Yobua. Tutt'altro che sazia l'Agragas con l'apertura proprio del neoentrato Yama, che si fa notare per il suo mancino prelibato a sinistra per Rizzo che carica il mancino respinto però da Priolo. 8 minuti al termine della gara, Iatta per Namio che si sposta la sfera sul destro, calcia trovando la deviazione di un attento Sansone in corner. Dal calcio d'angolo che ne consegue, sfera messa dentro allontanata dalla difesa sui piedi di Namio che fa partire una gran conclusione mandata in corner da un super Sansone. C'è ancora spazio però per la rete del 3-0 dell'Agragas a 3 minuti al termine dei regolamentari, corner dalla destra sul secondo palo per Cipolla, incornata imperiosa. Sale in cielo il capitano dell'Agragas e fa 3-0.
Scampo di gara nel finale anche per Di Maria. Al primo minuto di recupero arriva anche il poker per la compagine. Il presidente Laporta chiama sulla destra, lavora un gran pallone per Erbini che mette sul secondo palo da Rizzo, che deve solo spingere in rete. Secondo tapin di giornata e 4-0, 9-1 il conteggio totale dell'Agrax, che così accede al prossimo turno di Coppa Promozione. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Presentata ieri alla città e ai tifosi la squadra della pallamano Girgenti. C'è grande entusiasmo intorno alla pallamano Girgenti, pronti per il debutto in campionato? Sì, c'è grande entusiasmo, è un entusiasmo che abbiamo voluto e costruito con tanti sacrifici. Abbiamo promosso l'abbonamento dall'amico Salvaggio RN Motors, che è la concessionaria Renault di Agrigento. Oggi abbiamo voluto presentare la pallamano in quello che per noi è il tempio della pallamano Girgenti, che è la parrocchia del Don Guanella, l'oratorio Don Guanella. Vi aspettiamo numerosi, questo è il risultato che vogliamo e su cui stiamo lavorando. Che squadra avete allestito? Obiettivo salvezza? Abbiamo allestito una squadra molto ma molto dignitosa, mi viene da dire. Ragazzi in gamba, ragazzi che hanno voglia di fare tantissimi sacrifici. L'anno scorso abbiamo garantito la 2 e abbiamo mantenuto la promessa, scusate. Quest'anno mi sento di garantire proprio lo stallo in questa categoria. L'obiettivo quest'anno, il livello si è alzato, la sigilla si è alzata, quindi il nostro obiettivo quest'anno è stare con i piedi per terra e mantenere la categoria, perché è importante mantenere questa silver che abbiamo costruito, ci siamo costruiti con tanto sacrificio. Adesso, grazie al discorso che abbiamo pure casa nuova, il nuovo palazzetto e un pubblico secondo me più numeroso, vogliamo mantenere questa Serie A. Che torneo vi aspettate di Serie 2? Ci aspettiamo un torneo con squadre forti, ci dovremmo abituare pure a gestire qualche momento particolarmente non positivo, perché ci sono squadre che scendono alla 1, sappiamo ad esempio che l'Imola ha fatto una grande squadra per il salto di qualità. Noi con altre 4-5 squadre ci giocheremo il centro classifica, cercando di non toccare il livello basso, perché guarda, mantengo lontano questo pensiero, perché dobbiamo mantenere la Serie A, dico solo questo. È ancora presto per dirlo, ma le vostre sensazioni quali sono? Le sensazioni sono buone, io ho visto i ragazzi che veramente si stanno allenando con massimo impegno, massimo sacrificio, seguono bene l'allenatore, adesso si avvicina il momento della prima di campionato, quindi curiamo un po' di più la parte tecnica e vedo delle belle cose, i ragazzi lavorano bene e poi c'è il gruppo. E questo è importante, il gruppo che si sta creando, abbiamo diversi stranieri, abbiamo ragazzi che non si conoscevano tra loro, è un gruppo che ci portiamo pure dallo scorso anno. Siamo riusciti a farli amalgamare e le sensazioni sono positive. Un messaggio ai vostri tifosi? I nostri tifosi, lo dicevo poco fa, devono essere l'8º uomo in campo, perché abbiamo bisogno di loro. Quest'anno, una mia sensazione, quest'anno ci saranno molte partite tirate all'ultimo minuto, dove potremmo, specie in casa, vincerle grazie all'apporto del pubblico. Se il pubblico ci starà vicino e ci crede, per come hanno dimostrato anche stasera, penso che faremo veramente qualcosa di bello. Coach Lillo Gelo, pronti per l'esordio in campionato? Ma è da un po' che ci lavoriamo, è dall'11 agosto che abbiamo iniziato la preparazione, perché avevamo tanti ragazzi da inserire e diciamo dalle prime amichevoli all'ultima che abbiamo fatto alla Retusa c'è stato un certo miglioramento. Ora sabato 4 abbiamo un altro banco di prova per capire che tipo di sviluppo fino ad oggi abbiamo avuto. Che pallamano farà giocare la tua squadra? Che pallamano serve in Serie A2?
ma principalmente serve difendere, credo che la base di tutto sia difendere bene e con aggressività, perché noi non abbiamo gente da un punto di vista fisico molto alto e quindi principalmente noi stiamo lavorando su quello che migliorare l'aspetto difensivo, che l'anno scorso in Serie B diciamo, è stato un po' lacunoso. Di che livello è la squadra? Ma il nostro obiettivo è salvarci, riuscire a raggiungere la salvezza per poter continuare questa programmazione che abbiamo iniziato 2 anni fa. L'importanza di giocare nel nuovo palazzetto, il vostro palazzetto. Ma questo è diciamo, alla base di tutti. Oggi siamo qua a parlare perché c'è il palazzetto, sicuramente se non c'era il palazzetto avremmo fatto un altro tipo di programmazione, ma ci siamo esposti e ci siamo spinti oltre per fare questa A2 Silver perché c'è la struttura qua ad Agrigento. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per Chiara Smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.